Ormai ci siamo, manca davvero poco all'inizio della 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. La kermesse folcloristica Fiore all'Occhiello della città di Agrigento e tra le più attese dell'anno si svolgerà dal 3 al 12 febbraio prossimi. E dire che si era anche profilata la possibilità che Agrigento e gli agrigentini per quest'anno dovessero fare a meno di questa tradizionale manifestazione. Alla fine, dopo anche la presa di posizione del sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, non disposto sin dall'inizio a intaccare le magre casse comunali, ma deciso a reperire comunque le somme per evitare che l'evento saltasse, Agrigento e gli agrigentini godranno dell'edizione 2012 della Sagra del Mandorlo in Fiore. Il Comune infatti anticiperà i contributi ad essa destinati dalla Regione, in particolare i 120.000 euro stanziati dall'assessore Daniele Tranchida e dell'ente Parco Archeologico che dirotterà alla Sagra una quota del pagamento dei biglietti di ingresso alla Valle dei Templi. Ogni anno la Sagra porta con sé polemiche, discussioni, perché fa parte di noi, della nostra storia, della nostra tradizione e gli agrigentini sono enormemente attaccati a questo momento tradizionale. Quindi anche con tutte le critiche che si possono fare, però la Sagra rappresenta un punto fermo da salvare. E così anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche, siamo riusciti con la Regione siciliana, attraverso un'azione che abbiamo svolto e con l'assessorato al turismo e con l'assessorato regionale ai beni culturali e per il tramite dell'ente Parco Archeologico della Valle dei Templi, a garantire una sicurezza dal punto di vista dei finanziamenti. Io avevo già detto sin dall'inizio che non avrei utilizzato un euro del bilancio comunale per l'organizzazione dell'evento e allora noi con questi finanziamenti andremo a organizzare la Sagra del Mandorlo in Fiore direttamente al Comune di Agrigento. È chiaro che io sto chiedendo l'aiuto a tutti gli operatori del settore per riportare una sagra all'antico. La sagra non è altro nella nostra città che i gruppi in mezzo alle strade, tra la gente, con i loro colori, i loro suoni, le loro musiche. Noi vogliamo questa sagra che rappresenta per la nostra città un momento di promozione importante in tutto il mondo. Stabilito dunque che la Sagra si farà, c'è da chiedersi che cosa rappresenta questo evento per gli agrigentini. È davvero forte il legame tra questa antica tradizione e la gente oppure non cambia nulla se non si organizza affatto? E ancora, che cosa piace agli agrigentini di questa manifestazione alla quale si legano sentimenti e valori di solidarietà, pace e integrazione fra i popoli? E la Sagra del Mandorlo in Fiore cosa rappresenta se non la pace fra i popoli? Normalmente si vuole per forza, e non capiamo perché, insomma, mettere una serie di orpelli ad ogni evento. Si fa queste, devono esserci manifestazioni collaterali. Voglio dire, le manifestazioni collaterali o si organizzano per tempo, non ci si può pensare ora, ma con altri fondi e che non possono essere quelli destinati alla Sagra, quindi si cerchi altrove come farli. La Sagra deve essere rivista in maniera diversa da come ultimamente è stata fatta. Una manifestazione che porta Agrigento in tutto il mondo e poi discutere di pace è sempre bello. La Sagra serve a questo, il primo punto, che la Sagra è la pace fra i popoli. Io credo che sia importantissimo questo evento perché è una cosa storica della città. Certo, bisogna incrementarla. Il fatto è non solo fermarsi alla festa, come diceva lei, ma capirne lo spirito dell'Unione dei Popoli Europei e di questo momento di incontro di tutte queste persone, molto bello, significativo soprattutto oggi che si cerca di avere questa Europa unita. La Sagra è una cosa bellissima, per noi, per la città di Agrigento siamo conosciuti in tutto il mondo grazie alla Sagra, grazie al Festival dell'Amicizia, questa è una cosa importante, che è una tradizione che non dovrebbe perdersi ad Agrigento, anzi deve essere sempre più valorizzata secondo me. Cosa le piace di più della Sagra? Ma un po' tutto, sia la sfilata che le fiaccolate, sia comunque il calore che comunque c'è tra tutti questi gruppi. La sfilata e poi soprattutto mi piace l'accensione del Tripode, una cosa meravigliosa. I gruppi a me mi piacciono quando sono veramente buoni. Le piace questo evento? Favorevole qualora fosse programmata in tempo. Una programmazione così frettolosa mi lascia perplessa. L'allegria che porta la festa, i colori che ci sono, conoscere nuovi paesi, nuove popolazioni, le loro culture, insomma questo. Non rinuncerebbe alla Sagra? Assolutamente no.